Dal Parlamento alla piazza, dalla maggioranza alle opposizioni. Giornata chiave per autonomia differenziata e premierato. La prima accelera alla Camera, il secondo attende il primo via libera al Senato con il centro-sinistra che manifesta contro le due riforme. Si torna in aula dopo la mega rissa, immagini che hanno fatto il giro del mondo. Per Lega e Fratelli d'Italia due temi chiave portati avanti parallelamente ma non senza frizioni. E se la manifestazione della Lega venerdì a Montecchio viene vista come un palco elettorale dai meloniani, al ring Roberto Marcato fa sapere agli alleati che le polemiche stanno a zero. Se il partito Lega decide di fare una manifestazione su un tema sensibile non deve chiedere permesso a nessuno e nessuno, secondo me, dovrebbe permettersi il lusso di fare critiche su questo. Si scende in piazza per protestare, si scende in piazza per sensibilizzare, si scende in piazza per ribadire l'importanza di una svolta epocale come quella dell'autonomia. Quindi bene ha fatto il nostro segretario Alberto Stefani a chiamare a raccolta tutti coloro che credono nell'autonomia, leghisti e non, per dare una spinta decisiva a questo governo che porti avanti uno dei punti programmatici elettorali. Fratelli d'Italia non si sogni di arrogarsi il traguardo dell'autonomia, ammonisce ancora Marcato. Non è che hanno fatto una cosa per cui dobbiamo ringraziarli a vita, hanno rispettato un patto. Siccome loro tra l'altro si vantano di essere uomini e donne di parola, hanno fatto solo il loro dovere. Il premierato è un altro passaggio importante, però io credo che prima di tutto debba venire l'autonomia e non deve essere motivo di baratto o di ricatto politico, quindi si va avanti con l'autonomia esattamente come era stato promesso in campagna elettorale dalla Premier Meloni. È con la forza della piazza invece che le opposizioni puntano a far capire al governo e al paese che le due riforme non fanno dal loro punto di vista l'interesse dei cittadini. Una bella manifestazione a difesa della nostra Costituzione per dire no al premierato che mette in discussione il ruolo del Presidente della Repubblica, che svuota il Parlamento e accentra tutto nelle mani del Presidente del Consiglio, e per dire no ad un'autonomia raffazzonata come questa, che rischia di essere una scatola vuota senza risorse finanziarie, senza la definizione dei LEP, che non produrrà nessun vantaggio neanche alle imprese e ai cittadini del Veneto.